Buon fine settimana, benvenuti ai nostri telespettatori, nuovo appuntamento con il nostro approfondimento, il punto, primo weekend, primo fine settimana di giugno, insomma già si sente l'atmosfera, l'aria diversa, nel nostro racconto però cambiano davvero poche cose, anche questa settimana siamo costretti a raccontare di un'altra storia di corruzione all'interno di strutture regionali, insomma, che riportano poi alla realtà uno spaccato di una politica davvero molto distante da quella che vorrebbero in realtà i cittadini. Allora, oggi lo racconteremo ovviamente con tanti ospiti nel dibattito, nell'anteprima però tutto questo è quello che è successo in questa settimana, ce lo racconta Totò Calì. Ciao Totò, benvenuto, ben trovato. Buongiorno a tutti. Belle settimane qui, si respirano sempre. Per un vignettista è il posto migliore dove abitare. Dove abitare? Non c'è altro posto al mondo, no? Cioè, pensa se abitassi in Finlandia, cosa scriverei? Babbo Natale? O in Svizzera. O in Svizzera. In Svizzera, insomma, qualcosa succede. Anche in Lussemburgo, ultimamente. Anche in Lussemburgo ultimamente, anche alle Cayman, insomma, vedi. Poi vabbè, parliamo delle nostre cose invece, cominciamo con le vignette. Allora, che cosa ti ha ispirato oggi? Da dove partiamo? Situazione internazionale, situazioni nostre, regionali, insomma, vediamo. Prima vignetta, alla regia. Eccola qua. Partiamo proprio dalle nostre cose. Parentopoli al CEFAS. Eccolo qua. Ecco, che è un ente pubblico per la formazione del personale sanitario. Quindi pensa un po'. Insomma, tra gli indagati c'è un certo Gesù, che è detto Gesù. Detto Gesù. È un fratello del cardinale, insomma. Quindi, insomma Qua c'è il giudice che dice, ma mi dice che formazione sanitaria a lei? Signor giudice, io ho resuscitato Lazzaro. Caro mio, questo è Gesù che parla, che sarebbe poi, è stato diciamo, appellato così da uno di questi intercettati, il riferimento è al deputato regionale Riccardo Gallo Afflitto. Riccardo Gallo Afflitto, sarà molto afflitto. Un po' di più secondo me. Poi andiamo avanti, sì. Prossima vignetta. Andiamo avanti. Allora, c'è stato il 2 giugno, no? La festa della Repubblica. 2 giugno, giusto. 80 anni di Repubblica. E quindi il miglior modo di festeggiare la Repubblica è quello di andare a votare quando ci sono le elezioni. È vero, questo diciamo, fa riflettere questa vignetta perché il tasso di astensionismo è sempre più alto, l'abbiamo registrato anche alle ultime elezioni amministrative, quindi insomma bisogna andare a votare per esprimere... Se ti piace la Repubblica, esatto. È per quello, no? Perché vuoi votare? Esatto, perché vuoi votare? Se no, insomma, non è che hanno votato allora monarchia e repubblica. Insomma, in Sicilia votarono monarchia, però, quindi ogni tanto in effetti dovremmo ricordare. Sia in Campania che in Sicilia. Corsi e ricorsi storici. Andiamo, prossima vignetta. Chi è questo? Allora, sto rasta chi è? Questi vengono fuori dai diari di Manlio Messina. Il quale è entrato nel dibattito politico. Ora aspetta un attimo, aspetti il blocco, vedi che dovremmo essere, anzi siamo in silenzio elettorale, quindi non potremmo parlare dei ballottaggi. Questa è una vicenda, diciamo, di qualche giorno fa. Manlio Messina, qualche giorno fa, sì. Manlio Messina che accusa, insomma, uno dei candidati di allora, quando era deputato nazionale. Non è che lo accusa, sottolinea che ha fatto un disegno di legge per la legalizzazione della marijuana. Ok, quindi Agrigento da capitale della cultura a capitale della coltura. Della cultura. Abbiamo capito di cosa, immagino. È bella però l'altra pagina, uomo 6, conferenza annullata. Cioè proprio... questo perché l'agenda, essendo l'agenda, giustamente, cioè, scrive. Conferenza annullata ancora fa discutere, lo sanno. Avrebbe dovuto rivelare tutte le magagne di Fratelli d'Italia. Un grande classico. Un grande classico, conferenza annullata. Poi andiamo avanti, qui chi c'è? Poi ti ho detto non possiamo parlare dei cosi, vabbè, Pirandello. Ma non è che parlo dei candidati, dico Agrigento, ballottaggi tre veleni. Vabbè, dai, avanti, che balbo. Quindi, e qua c'è Pirandello che appunto è già morto, il quale, e qua è già una statua addirittura, e dice vi dovete mettere la maschera o toglierla. O metterla. Vabbè, è così, la città di Pirandello. Queste maschere, insomma, non finiscono mai.
Prossima vignetta. Basta con Prossima referendum. vignetta. Ancora con questi ballottaggi. Oh. E perché appunto essendo che c'è stato buttato troppo fango, c'è lo sballottaggio, le macchine Ah, non è più devono un essere ballottaggio. fuori strada per poter camminare tra i tempi. Sempre Agrigento, le colonne sono sempre quelle di Agrigento. Tra i tempi. Sì, certo. Oh, cambiamo argomento, dai, Cambiamo argomento. Vediamo, dai. non ci credo. Però vediamo. Finalmente qualcosa di rassicurante. No, questa era quella di prima. Questa era quella del Allora, CEF. questa è quella di prima. Questa. Ce n'è una rassicurante su Trump, se la troviamo. No, questa eccolo qua. Ah, ecco. Eccola. Oh, Quindi, Trump andiamo. ha dato del pazzo a Netanyahu. Oh, ma come mai? Ma ha detto da un altro pazzo non vale. Tutti, Quindi. tutti dovrebbero andare là dentro, secondo me, in questo momento. Anche così per tutti una quanti visitina, al poi magari manicomio. escono migliori. Ultima, ce l'abbiamo ancora? Ne abbiamo ancora? Non lo so, No, lo chiedo. abbiamo finito. Abbiamo finito con Trump. Va bene, Totò, ci vediamo la prossima settimana, vediamo che cosa troveremo, che cosa racconteremo la prossima settimana. Tu, insomma, col tuo lavoro non manca. Com'è andata? Non mancherà. Non mancherà. Com'è andata? Ti hanno riconosciuto a Etra Comics? Certo, soprattutto per il punto. Bravo, te l'ho chiesto apposta, no? Per fare... Lo so perché già te l'avevo detto. Vabbè. Allora, grazie Totò Calì per queste vignette, come sempre, ficcanti, critiche, sarcastiche, insomma, così come deve essere la satira, non si risparmia nessuno. Ci vediamo la prossima settimana con le tue vignette. Noi adesso mandiamo la sigla perché subito dopo il dibattito sull'ultimo scandalo alla regione siciliana, lo scandalo del CEF Pass, un'altra parentopoli, assumificio, tutto quello che volete, dove dentro c'era di tutto e lo racconteremo con tanti ospiti, ma non solo, parleremo anche della questione Mondello, con tutto lo scandalo che è successo col dirigente intercettato dallo stesso Lavardera, insomma una storia questa di Mondello davvero critica per certi versi. Tutto subito dopo la sigla, comincerà il punto nel dibattito. Allora, entriamo in diretta dopo l'anteprima con il nostro Totò Calì, le sue vignette, insomma, che hanno un po' anticipato anche i temi della trasmissione di oggi. Andiamo nel dibattito, oggi abbiamo detto nuovo scandalo che investe la regione siciliana, parliamo del CEF Pass, insomma di quelle che sono poi le conseguenze politiche, ne parleremo con tanti opinionisti, non solo, ma c'è il caso Caos, Mondello, insomma con tutto quello che è successo in queste settimane, persino così, come dire, in qualche modo l'ombra su una manina che ha un po' fermato, insomma, questa liberalizzazione delle spiagge, ma ancora poi ci sono insomma le conseguenze o gli sviluppi politici di quelle che sono state le votazioni di 2 settimane fa, con un po' di equilibri che si sono riassestati all'interno dei partiti siciliani. Allora saluto gli ospiti, alla mia destra onorevole Nicola D'Agostino di Forza Italia, salve. benvenuto D'Agostino, Alessandro Porto di Fratelli d'Italia, l'onorevole Stefania Campo del Movimento 5 Stelle, l'onorevole Giuseppe Lombardo del Movimento per le Autonomie. In collegamento Dario Safina del Partito Democratico. Buongiorno Safina, il collega Curzio Sabella, collega della Sicilia, cronista politico col pedigree, si dice così, no? Ciao Curzio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Bentornato. Saluto il nostro Antonio Condorelli. Ciao Antonio. Eccoci, situazione Aspetta che non ti senza sentiamo, perché fine. un attimo. Situazione senza Rifacciamo. fine alla Saluto il regione. nostro Antonio Condorelli, vediamo se adesso lo sentiamo. Dicevo, situazione senza Non fine ti sentiamo alla Antonio, regione. adesso risistemiamo il collegamento. Allora, cominciamo con il CEF Pass, il nuovo scandalo che coinvolge la regione siciliana, perché tra gli indagati, 12 indagati, c'è un deputato regionale di peso della provincia di Agrigento. Oggi ovviamente non parleremo delle votazioni che ci sono in corso, che insomma in questi giorni, i ballottaggi per non violare appunto il silenzio elettorale, però
questa vicenda ovviamente impatta sia sulla piazza elettorale di Agrigento, sia ovviamente sulla regione siciliana. Il deputato coinvolto in questo caso è il deputato Riccardo Gallo Afflitto di Forza Italia, ma poi c'è anche il direttore Sanfilippo, insomma, che è stato in più occasioni, diciamo, con diverse aree politiche, vicino a diverse aree politiche dei partiti appunto della regione siciliana, altri elementi insomma di peso che hanno determinato poi gli equilibri in base ai tempi insomma di certe scelte politiche. Allora, intanto la prima domanda che ci siamo fatti e a cui vogliamo dare una risposta proprio ai nostri telespettatori. Si è parlato molto di questo CEF-Pass, lo dico anche ai miei ospiti che ovviamente conosceranno bene l'argomento, ma per i nostri telespettatori che cos'è questo CEF-Pass? Ce lo spiega Simona Mazzone in questo servizio con Francesco Gigante. E questo è il CEF-Pass con l'inchiesta insomma, che ha coinvolto appunto questo ente di formazione professionale per la sanità. Certo fa un po' specie, io guardo subito a Curzio Sabella, fa un po' specie che dobbiamo parlare di un ente di formazione di eccellenza sanitaria in una regione dove ovviamente sappiamo tutte le lacune che ha la sanità e poi scoprire insomma questa macchina diciamo, portata alla parentopoli, alla corruzione, all'amichettismo, insomma, a dare questi incarichi. Dalle intercettazioni ovviamente che anche qui sono tantissime, emergono delle frasi che veramente risultano anche inquietanti. C'è una frase pronunciata da uno dei protagonisti in questa inchiesta che dice vabbè, dice, tanto non sa fare niente, lo edulcoriamo, ma diamogli questo incarico, va bene così. Allora, Curzio. Sì, fa specie, ma mi permetto di dire, Luca, fino a un certo punto, perché in realtà l'ultima inchiesta che riguarda il CEF-Pass è l'ultima puntata di una serie, si può dire, che è quello che riguarda la sanità siciliana. Sanità siciliana che è stata dentro praticamente gli ultimi scandali, gli ultimi casi, sia politici che giudiziari. Ricordiamo anche l'inchiesta che ha coinvolto Toto Cuffaro, la Democrazia Cristiana, ruotava attorno anche per alcune accuse al tema della sanità. Ricordiamo la vicenda che ha riguardato l'ex dirigente generale della sanità, Salvatore Iacolino. Ricordiamo altri casi che magari non sono giudiziari in un altro senso, cioè ricordiamo il caso dell'ASP di Trapani, il referto in ritardo, e tutto quello che ne è venuto. Insomma, quello che conferma il CEF-Pass è che la sanità è tornata, si può dire, o forse chissà, non ha mai smesso di essere un serbatoio per carriere, per consolidare la propria posizione politica, al netto ovviamente di tutte le questioni penali che andranno poi dimostrate. Al momento siamo soltanto in fase di indagine. Antonio, vengo da te e poi andiamo dagli ospiti, voglio capire che cosa ne pensano i nostri ospiti. La situazione è incandescente perché Forza Italia ha dimostrato con i fatti di trovarsi in una situazione estremamente più grave rispetto anche a quella della Democrazia Cristiana. Cioè il sistema Totò Cuffaro si concilia perfettamente con quello che è il sistema di Forza Italia, perlomeno quello che emerge fino adesso dalle inchieste giudiziarie, ed è un sistema di do ut des, di scambio, soprattutto di gestione della cosa pubblica, in cambio di qualcosa, utilizzando i fondi pubblici per accaparrare voti. Ora, rispetto a questo c'è un problema politico molto serio e probabilmente si pone anche un quesito al quale magari potrebbe rispondere il Presidente della Regione, che è il convitato di pietra di questa situazione, dicendo: oltre questo limite non si può andare, anche dal punto di vista etico e morale, perché sappiamo oggi che la Sicilia è stata attaccata per la questione Dua Lipa nella piazza della mafia, che hanno fatto il matrimonio. Adesso ne parleremo anche di questo. Però qual è il limite oltre il quale non si può andare? Esiste una parola di un vertice di Forza Italia su questa questione che riguarda proprio Forza Italia, ma riguarda il sistema di accaparramento dei voti in Sicilia?
Ma la cosa che fa specie, lo dico anche diciamo, ai nostri ospiti, che non c'era un freno a nulla, addirittura l'incarico al fratello del cardinale per avvicinare i voti, a questo era almeno l'intento, è normalizzato. I voti dei cattolici. Quindi il sistema è questo, cioè cristallizzato, si danno delle consulenze e questo è il CEFPAS, ma lo potremmo riportare probabilmente, metto il dubbio qui, anche ad altri apparati del sistema regione per avvicinare amici, voti, pacchetti di voti e diciamo influenze varie. Allora partiamo dai nostri ospiti. Nicola D'Agostino, diciamo, per stretto legame con il partito con cui è coinvolto ovviamente Riccardo Gallo Afflitto. Io ricordo la procura ha chiesto gli arresti per Gallo Afflitto, per il direttore San Filippo e per altre persone, gli altri risultano indagati. Ma io innanzitutto, come al solito, sarei molto cauto anche noi, sull'esprimere valutazioni, perché, caro Luca, nessuno ha letto le carte, neanche tu. Nessuno ha avuto la possibilità di leggere veramente le carte. Abbiamo letto 4 dichiarazioni, abbiamo letto forse un paio di telefonate, peraltro in siciliano, che hanno l'effetto anche di darci un senso di sgradevolezza che viene, come dire, maggiormente acuita nel caso in cui ovviamente queste contestazioni fossero reali. Saremmo davanti a fatti gravi, non c'è nulla da nascondere, però io sarei cauto prima di guardare le carte ed eviterei che i processi siano processi sommari fatti sui giornali o in televisione. Dopodiché nei giornali e in televisione se ne deve parlare, perché rispetto a quello che ha detto Antonio Contorelli io prenderei il dato, come dire, più emblematico, più generale, che in effetti rischia di accomunare un po' tutta questa stagione politica, cioè quella che tu hai detto di una politica senza freni, della spregiudicatezza a cui ha alluso Antonio Contorelli, che effettivamente in questi anni ha riguardato non certamente solo Forza Italia, però per ultima anche Forza Italia c'è andata dentro, e questa è una questione che deve essere dibattuta nelle sedi politiche, perché non è un tema soltanto di evidenza giudiziaria. Quando se ne occupa la magistratura vuol dire che è già troppo tardi. E allora noi ci dobbiamo interrogare perché in questi anni nessuno ha saputo vigilare, ma non solo sul CEFPAS, non ha saputo vigilare sui comportamenti di Cuffaro, sui comportamenti che oggi riguardano tutti i partiti, perché Fratelli d'Italia c'è dentro, la Lega c'è dentro a piene mani, Fratelli d'Italia, Forza Italia ci entra pure ora. Voglio dire, perché nessuno ha saputo controllare, verificare, calmierare, evitare che questa spregiudicatezza, questo sentirsi onnipotenti fosse come dire, la costante dei rapporti politici. 10 secondi, se è possibile, vorrei dire solo una cosa, 10 secondi. Il problema serio è riuscire a spiegare ai cittadini come è possibile che molti nostri laureati sono costretti ad andare a lavare i bagni all'estero, mentre si viene assunti negli enti pubblici solo, sottolineo solo, se si è parenti di determinati politici. Questa è la grande domanda. Guarda, questa vicenda del CEFPAS non è neanche una cosa che arriva così come un fulmine a ciel sereno, esatto. Perché è da settimane che ci occupiamo di questi famosi 74 assunti che sono stati veramente incredibili come sono stati gestiti. In Commissione Sanità la settimana scorsa abbiamo parlato, abbiamo udito i vertici del CEFPAS, ma io per primo sono rimasto turbato e ho chiesto che venissero portati tutti i curricula di quelli che sono stati selezionati per poi arrivare a quei 74, perché voglio capire se, caro Antonio, c'è stato qualcuno di questi giovani che dici tu che ha presentato un curriculum ed è stato scartato ed evidentemente invece era un curriculum molto più completo rispetto ad altri. Purtroppo la sensazione, sai qual è? Che è ancora peggio, che queste misure attraverso le quali si accede a queste consulenze strapagate peraltro e dove molto spesso non si fa nulla, avvengono nottetempo, avvengono in tempi brevi, nessuno neppure li conosce e quindi non c'è neanche il tempo di portare i curriculum giusti per poterli confrontare. Però e qua questa nel caso sarebbe ancora più grave. Dico, per quello che diciamo qui siamo un'altra cosa, no? Però ho voluto rispondere ad Antonio certamente allo se tu sbracare proprio, qui c'è la moglie del deputato, addirittura l'avvicinamento verso la città, perché il CEFPAS è a Caltanissetta, quello era residente ad Agrigento. Dico, ma questo è un esempio di quello che è successo in questi mesi, in questi anni alla qualche Regione mese Siciliana. fa La domanda
è un sistema consolidato questo Certo qua che con questo- altri, e quindi come si fa a scardinare? Perché se no il risultato poi ovviamente è quello che dice. Ma lo vediamo Ovviamente la domanda la faccio e la giro a tutti. Ricordiamo che hanno bloccato 1000 assunzioni all'ARS, ricordiamocelo, perché c'è, ed è stato sollevato anche da esponenti di Forza Italia questo caso, dice: se noi blocchiamo queste 1000 assunzioni stiamo dimostrando che non siamo in grado di fare un concorso che non sia truccato. Ma è vero. Allora questa è la normalità Ma è vero, in è vero. Sicilia, noi dobbiamo È così. spiegare a 1000 giovani, 1000 famiglie che non potranno essere sfamate come è possibile riuscire a lavorare in questa Sicilia che non riconosce il merito. E poi, allora Lombardo, prego, voglio sentire tutti su questa storia del CEFPAS. E poi c'è anche una questione dei dirigenti messi lì al servizio di. Prego Lombardo. Aspetti, già da tempo abbiamo sollevato alcune questioni sulla sanità in ordine a questa fattispecie specifica. Diciamo, la prudenza innanzitutto ispira ogni nostro giudizio rispetto appunto a una materia che conosciamo dai giornali, non conosciamo gli atti di indagine, come è giusto che sia. Diciamo, spetterà poi alla difesa esercitare il suo diritto. Mi pare che gli interrogatori siano previsti per l'11 di giugno. E ovviamente, come dire, il quadro, se dovesse essere confermato, è un quadro certamente preoccupante e inquietante che si aggiunge ad altri episodi. Ma certamente non potrà essere smontato del tutto, ad cioè altri comunque episodi che hanno dato, come dire, il segno negativo della gestione della cosa pubblica e in particolar modo della sanità. E si aggiunge ovviamente ad altri. Io una domanda che faccio a tutti, faccio anche a Campo, a Safina, ad Agostino, lo stesso Lombardo. Ma questo sistema, diciamo, appartiene anche alle forze politiche quando vanno a governare? Lo chiedo a tutti, faccio la domanda del sempliciotto. Cioè, quando si va al governo, si gestiscono così queste cose? Anche Alessandro Porto, senza peli sulla lingua. Fate voi, insomma. Io la domanda che mi pongo è: Fanfani sul letto di morte disse a suo figlio: prima di fare politica devi avere una indipendenza economica. Io aggiungo, non è che per esempio dobbiamo arrivare anche al punto che prima di fare politica dobbiamo avere sistemate le mogli e i figli e quindi poi magari poter fare politica, perché questo è quello che emerge da questa trasmissione, ma anche dall'altra trasmissione, quando si parlò del blocco delle assunzioni e quant'altro. Secondo me è di una gravità assoluta che la politica non riesce a responsabilizzarsi su atti che sono importanti per i tanti giovani che sono in attesa di un posto di lavoro. La proposta, secondo me, è l'obbligo da parte della politica di dare le soluzioni. La proposta c'è stata, è iniziata sia per quanto riguarda il mio amico Manlio Messina a Roma, io l'ho ripresa anche a Palermo, utilizzando l'intelligenza artificiale, ma non sulla decisione di chi è il candidato migliore, ma attraverso l'intelligenza artificiale di poter individuare i componenti delle commissioni, perché se noi non ci fidiamo dei componenti delle commissioni, perché? Perché i componenti delle commissioni sono praticamente indicati dalla politica. Se noi bypassiamo questo problema, allora forse abbiamo fatto un passo avanti. Poi certamente ci saranno anche altre soluzioni, altri problemi, come ha detto Nicola D'Agostino, che vanno anche discussi, approfondite, forse non solo a scuola, ma anche quando si fanno le riunioni, nelle segreterie. Io vi devo dire una cosa, Nicola, eravamo nella stessa segreteria, io vi dico, Giovanni Pistorio, ma non sto scherzando, ogni giorno ci ribadeva: mi raccomando ragazzi, state attenti, state lontani. Cioè, chi chiaramente è il responsabile, dico, noi non abbiamo bisogno perché grazie a Dio facciamo, però dico, chi è il responsabile di una segreteria, chi è il responsabile di un partito, secondo me ha anche il dovere, come fa un padre con i figli, di raccomandare sempre, di cercare di evitare di commettere quegli errori, perché noi non conosciamo le carte, ma certe volte anche l'interpretazione delle cose chiaramente appaiono magari in maniera sbagliata nei confronti di chi chiaramente ascolta. Quello lo chiamavano Gesù, dice, quando Gesù decide, cioè, ora, dico, io non credo che potrà essere però è giusto che uno, per come ha detto Lombardo, come ha detto D'Agostino, bisogna anche attendere che chiaramente ci siano le carte, che uno possa anche leggerle e quindi farsi un quadro giuridico. Il fatto che la politica, nel momento in cui governa i sistemi, e li determina, perché poi questo San Filippo l'ha nominato la politica, non è che è frutto del caso, che poi non abbia completamente il controllo. Il problema è come. Il problema è come. Se tu chiami un direttore generale e gli dai un consiglio, gli stai dando un consiglio, poi lui nella sua
capacità gestionale deve decidere se quello è un consiglio fraudolento, se quello è un consiglio clientelare o se quello è un consiglio giusto. Non è che non ci deve essere comunicabilità, ci deve essere comunicabilità. Il problema è cosa ci comunichiamo. Ma se quello è determinato poi dalla scelta della politica, dice no alla politica, quello pensa di rischiare il suo posto e di tornare a casa. Ma non è meglio che te ne vai a casa, Se i fatti sono confermati, come dice Giuseppe Lombardo, la mia libertà per mantenermi la poltrona. Facciamo parlare anche Stefania Campo e Dario Safina che è in collegamento. Intanto volevo rispondere a Nicola D'Agostino che prima ha detto che questa cosa ha coinvolto tutti i partiti. Non tutti i partiti, ma tutti i partiti di maggioranza sicuramente. E facendo un excursus un po' come faceva Curzio Sabella all'inizio, la Regione in questi 4 anni di legislatura si è distinta su 2 filoni ben precisi. Uno è stato quello della corrente turistica che ha coinvolto Fratelli d'Italia, l'altra interamente sul settore della sanità, che del resto è l'80% del bilancio regionale. E io ricordo ancora prima il caso Pandora, dove è stato coinvolto anche San Martino, il problema dei comandati che è stato denunciato più volte, dove in distacco queste persone sempre con una situazione di parentopoli o amicopoli venivano trasferiti negli assessorati con stipendi nettamente superiori. Dello stesso giorno del caso del CEFPAS c'è anche la situazione dell'istituto zooprofilattico di Remasa, e nell'ultima finanziaria si è cercato di mettere ancora 250.000 euro sempre per le assunzioni clientelari, quando sappiamo che là dentro è stata assunta anche la cognata di Caruso, ex coordinatore di Forza Italia, ora assessore alla sanità. Ecco, nel settore della sanità veramente si è fatto di tutto. Il caso di Cuffaro, Iacolino, Ninni Sciacchitano, ne potremmo citare perché ne usciva una al mese scandalo. Ma sembrerebbe che Iacolino si opponesse anche a questo ma sistema. c'era una guerra di bande, chiaramente. Io penso che è questa guerra di bande di cui noi veniamo a sapere adesso, perché io non sono così interna al sistema agrigentino, ci fa capire anche alcuni interventi d'aula dove c'erano delle prese di posizione a favore di uno piuttosto che dell'altro. Io penso che il limite si sia superato da tempo e purtroppo questo limite dovrebbero innanzitutto capirlo gli elettori, perché se poi in un comune viene rieletta la nipote di Totò Cuffaro a pieni voti, vuol dire che forse all'elettorato questo sistema sta anche bene, e questo mi dispiace molto. Luca, allora, 10 secondi e posso Antonio, farti 10 secondi e poi andiamo in pubblicità e poi Dario Safina. Chiunque va lasciamo stare le carte della magistratura e le eventuali responsabilità penali. Andate su Google e cercate profilo di Gallo Riccardo Antonio, che è questo deputato di Forza Italia. Io lo dico in diretta, qual è la realtà? Disegni di legge 0, interrogazioni parlamentari 0, interpellanze parlamentari 0, mozioni 0, ordine del giorno 0, interrogazioni 0, interpellanze 0, mozioni 0. Ha solo messo 8 firme come cofirmatario in 8 disegni di legge. Punto. In 4 anni. Stakhanov. Questo è il mandato del deputato Gallo. Questa è l'attività parlamentare di una persona che costa più di 20.000 euro al mese ai cittadini, in un ARS che ancora oggi è in vacanza e che ancora oggi non ha nessuna tabella di marcia per tutta l'estate. Non c'è una tabella di marcia della maggioranza. Cosa succederà la settimana prossima? Quale problema sarà affrontato? Quale riforma sarà approvata? 0 totale. Pubblicità, poi torniamo con Dario Safina che ha da dire qualcosa. Rientriamo in diretta. Allora, qualcuno sorride ancora, diciamo, amaramente per i dati che ha portato Antonio Condorelli prima sull'attività del deputato Riccardo Gallo afflitto. Facciamo parlare Dario Safina. Ma non è. No, deve parlare. Il collega D'Agostino mi consentirà. No, io non ti consento. Grazie, grazie. Una frase che appartiene molto a Forza Italia. Sì, lui c'è legato. Dai. Ma guarda te. Safina, non scherzare. Dai, lo sai che sono un burlone. Vabbè, e rimani concentrato. Poi viene da prendere il caffè. Andiamo, io sono sempre concentrato. Con Safina come c'è tutti una. gli sportivi. Bravi, ci siamo capiti. Allora, Safina,
Si ricordi che rappresenta Ma il Partito guardate, Democratico in questo Io dibattito. sono molto rispettoso dell'attività della magistratura, delle forze dell'ordine, però penso che il giudizio che è nostro compito esprimere è un giudizio politico. E guardate, io evocherei, dietro di me vedete Berlinguer alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, poi diciamo il celebre spunto fu l'intervista dell'81 a Eugenio Scalfari, evocò la questione morale, e la questione morale non era altro, e lo è ancora oggi, purtroppo questo dimostrano i fatti, a prescindere dalle indagini, ma lo dimostrano anche le attività parlamentari che noi dell'opposizione abbiamo messo in campo. La questione morale qui si è estrinsecata, almeno in Sicilia, nell'occupazione delle istituzioni da parte delle forze politiche del governo. Occupazione che poi si è trasformata in una suddivisione dei ruoli per ogni singola corrente di questo governo, quindi la sanità in alcune province è appannaggio di Fratelli d'Italia, vedasi quello che è accaduto nella mia provincia con la vicenda Croce, in provincia di Agrigento emerge che la sanità viene gestita secondo i desiderata dell'onorevole Gallo, in altre province secondo i desiderata di altri deputati, creando quel processo di immedesimazione che non dovrebbe mai avvenire. Cioè, una cosa è la politica, una cosa sono le istituzioni. Io, guardate, sono uno di quelli che crede fortemente che lo spoil system che abbiamo introdotto a partire dalle riforme Bassanini sia un buon sistema, una buona riforma, ma questo ovviamente ha un valore se la politica riesce a svolgere il suo ruolo di indirizzo, in qualche modo, come diceva anche il collega D'Agostino. Scusi Safina se la interrompo, scusi Safina, diciamo, l'intento dello spoil system era proprio non consolidare quei gruppi di potere, ma nel momento in cui lo spoil system significa occupazione coatta di certe zone, di certi ambienti che sono gruppi di potere tout court che gestiscono per 4-5 anni quello che è il sistema, lo spoil system non serve più a nulla. Guardate, io, per essere ancora più chiaro, io sono uno di quelli che dice che se io faccio la riforma della sanità, la riforma della sanità non la gestisco solo tramite gli assessori o l'assessore, ma la gestisco anche tramite il management delle aziende. È chiaro che il management delle aziende deve avere la mia stessa visione di sanità, ma questo non vuol dire che l'ufficio del manager deve diventare la segreteria di qualche politico. Questo è il tema che noi dobbiamo porre. Bisogna quindi introdurre quei presidi che consentano ai manager, alle strutture di alta responsabilità di poter operare con la massima libertà, senza subire il condizionamento della politica. Questo è il vero tema, ed è questo che disvela invece che le indagini e le inchieste tutte siciliane, perché c'è un sistema oramai malato per effetto del quale la politica decide della sorte delle persone, ma non soltanto, ma decide anche di tutto il modello in cui si crea il consenso, perché la verità è questa, tutto viene riportato al consenso. Io però faccio una domanda a tutti, rispondete chi ne ha voglia. La domanda è semplice ed è questa: ma il presidente della regione di tutte queste storie non ne sa nulla, non ne sapeva nulla, non era al corrente di nulla? Direttore, posso? No, direttore, io non lo faccio. Volevo commentare proprio su questo, perché stiamo arrivando al punto. La responsabilità, lei ha detto bene, la responsabilità, a prescindere se sapesse o non sapesse, è del presidente della regione siciliana, perché il presidente della regione siciliana non è lì solo per bacchettare i manager quando le cose vanno male, ma per verificare puntualmente ciò che non funziona, perché altrimenti non avremmo bisogno di eleggere un presidente, faremmo fare tutto ai burocrati. Il presidente ha la responsabilità politica di quello che accade, perché chiaro, se non sa è perché non svolge bene il suo lavoro, se sa perché è complice. Questo è il dato politico. È chiaro, mi sembra. Posso dire che in questo caso, guardate, quello che dico io in questo momento è di grandissima obiettività e oggettività. Schifani in questa vicenda è parte lesa, perché evidentemente parte lesa,
perché tutte queste vicende difficilmente lo hanno potuto riguardare direttamente. Non può esserci, almeno dalle evidenze non sembrerebbe che c'è di mezzo anche il Presidente della Regione. Ma sulla responsabilità politica, su quello certamente, come leggiamo noi i giornali, siamo qua che ne stiamo parlando, anche lui legge i giornali, anche lui ne parla, quindi non può neppure lui fare quello che, no, non c'entra assolutamente nulla. Deve entrare nella vicenda politica e ci deve entrare, perché prima o poi ci dovrà entrare e dovrà prendere delle decisioni. Per esempio questi 4 mesi con tutti questi balletti che abbiamo fatto e poi non hanno portato a nulla di decisivo, era il momento giusto per dare una scossa importante anche alla sua attività governativa, ed è stata un'occasione obiettivamente che Schifani ha sprecato malamente. Detto questo, viviamo in una situazione dove il quadro è ora diventato obiettivamente sconfortante, ed è chiaro che chi fa opposizione ha ben gioco a dire che tutti i partiti di centrodestra, perché a quelli mi riferivo io, in qualche modo sono stati toccati da questi anni di follia, di spregiudicatezza, per cui molti si sono sentiti in diritto di poter fare di tutto di più. E l'hanno fatto pensando che ci fosse una impunità. Esatto, si parla di spregiudicatezza. Sei in una logica di impunità totale e per fortuna siamo in democrazia e così non è. Però diciamo anche che le cose vanno sempre dette nella maniera corretta, perché se oggi noi possiamo dire Cuffaro ha patteggiato, Cuffaro ha ammesso che c'era un problema, ecco, oggi lo possiamo dire. 6 mesi fa, 7 mesi fa dovevamo essere prudenti, perché poteva anche essere che non c'entrasse nulla. Per quanto riguarda Antonio Condorelli, purtroppo non guadagniamo 20.000 euro al mese. Costate 20.000 neanche costiamo 20.000 euro al mese, purtroppo. Ascolta, scusi, io vorrei tornare un attimo, adesso parliamo dei soldi. Voglio che il messaggio sia chiaro, che non è così. Però vorrei ritornare su questa questione che ha sollevato D'Agostino e che diceva anche Safina. Diciamo, da quello che abbiamo letto da queste carte, proprio Gallo Afflitto diceva: Schifani mi ha detto hai carta bianca. Ma questo che l'ha detto lui, ma questo che l'ha detto se lui, qua c'è qualcuno che è lesa veramente, sono i cittadini, parte certo, lesa, sono i cittadini che devono vivere in un sistema era stato citato sanitario che fa Schifani. No, Schifani non è parte lesa. C'è una bellissima canzone che diceva: anche se non siete coinvolti, siete, anche se di De Andrea, anche se non siete coinvolti, non siete comunque assolti. Scusa, stavo parlando io. Stavo dicendo una cosa io, ci sarà il momento anche di intervenire. No, la parte lesa sono i cittadini, perché Schifani a mio avviso è a tutti gli effetti complice, perché noi è dall'inizio, da quando abbiamo discusso in prima commissione le nomine sanitarie, che abbiamo fatto notare che nessuno dei manager aveva tutti i requisiti completamente a posto. C'era sempre qualcuno che aveva un motivo, insomma, di conflitto di interesse, non aveva i requisiti. Prima il collega Safina ha citato il caso di Maurizio Croce, che fu uno di questi. Lui si è sempre impuntato affinché i manager fossero quelli. Ha difeso allo streno Iacolino sapendo che spaccava la sua stessa maggioranza, e tante altre situazioni di questo tipo che ci fanno capire che Schifani è perfettamente integro al sistema, non può spostare una pedina perché altera equilibri importanti che l'hanno messo là, perché Schifani è là per la sua coalizione, che è questa, non c'è altro da fare. Quindi se c'è una parte lesa sono soprattutto ed esclusivamente, direi, i cittadini che vivono in un sistema sanitario che è completamente al collasso e che ormai hanno accettato con rassegnazione di rivolgersi al privato. Però voglio dire una cosa: se questa cosa fosse successa in un altro ambiente che non era quello sanitario, è grave ugualmente, cioè non perché in sanità, non perché in sanità, le infrastrutture sono messi meglio, molto peggio. Tutti gli scandali più grossi sono avvenuti delle infrastrutture. Quindi è assolutamente trasversale il sistema corruttivo, quindi infrastrutture è ancora peggio della sanità. Io dico agli ospiti collegati che quando vogliono possono inserirsi, siete aperti. Il caso Michele Mancuso coinvolgeva non so il direttore di questa ente è Michele Cucuzzo, non mi chiamare, è qua che ci sta ascoltando tra l'altro. Permettetemi, c'è un dato politico per completare ciò che ha detto correttamente la mia collega Campo.
l'assessore alla sanità è stato scelto per ben 3 volte in piena autonomia dal presidente della regione siciliana, anche contro il suo stesso partito. Dunque che abbia una netta ed evidente responsabilità politica in ciò che sta accadendo è evidente, non si può disconoscere un dato di fatto. Noi avvocati diciamo che è un fatto tra i fatti ed è inutile cancellarlo, perché adesso l'assessore, mi dispiace, doveva essere, tutti così voi dicevate, almeno voi giornalisti, doveva essere Nicola D'Agostino, e invece ha scelto ma non gli ricordare il chiodo, per favore, ex collaboratore nonché ex coordinatore di Forza Italia, Marcello Caruso. Io ho rispetto per Marcello Caruso, ma il dato politico è evidente, cioè l'assessore l'ha scelto sempre il presidente Schifani, perché ha da sempre il controllo di questo ramo dell'amministrazione. Ora Safina, io dico, io non prendo le parti di nessuno, ma non è del disastro. Safina, scusi, io non prendo le parti di nessuno, ma non è che dico in passato sia stato diversamente con la sanità, ricordiamo anche il governo Musumeci, precedentemente Crocetta, eccetera. Dico, essendo questo un capitolo di spesa importante per la regione siciliana, è chiaro che il presidente della regione ci mette sempre, come dire, l'ultima parola su questa storia della Scusami, questo dico io. Scusami, una cosa importante. Però dico, scusate, una cosa importante che un attimo Antonio, che è giusto che lo mettiamo a conoscenza anche dei cittadini che ci ascoltano a casa. La scorsa legislatura, e qua ci sono 2 parlamentari che mi possono testimoniare quello che sto dicendo, il presidente Musumeci con Razza, assessore alla sanità, fecero un tentativo di rendere l'ente, il CEPFAS, come ente di servizio regionale. Fu approvata una legge in tal senso, che poi la Corte Costituzionale ha reso illegittimo. Questo è un aspetto importante, perché se questo ente fosse stato un ente regionale a tutti gli effetti, le assunzioni dirette non si potevano fare. Quindi non è vero che il presidente della regione non può fare niente. Il presidente della regione deve prevenire, non curare, perché cura è poi l'assessore a chi affida l'incarico. Ma è chiaro che la politica deve prevenire, e si previene come? Facendo determinate leggi per cercare anche di evitare determinati fatti. Se no, signori, sapete, e ve la voglio raccontare questa cosa perché è bella, finisce come mi ha detto un collega appena eletto, che io non ero arrivato alla soddisfazione, ho detto: scusa, ma cos'è dice, la prima cosa che ho capito è che qua bisogna lavorare per essere rieletti, il resto non conta niente, perché se no finisce questo. Deve essere una tristezza infinita, una cosa di una tristezza infinita. Sabella, bel quadretto, no? Sì. Che conosci bene. Sì, io vorrei relegare un po' di cose che sono state dette, che ho condiviso. Intanto, a proposito della legge impugnata, è vero che un presidente deve fare le leggi, magari bisognerebbe anche farle costituzionali, perché se vengono impugnate è perché sono incostituzionali. Ma al di là di quello, l'onorevole Safina, io ho condiviso fino a un certo punto il suo discorso, poi lui ha introdotto il tema degli interventi di alcuni presidi che dovrebbero, come dire, evitare che avvengano questi fatti. Io credo che ci stiamo un po' prendendo in giro o illudendo, perché, come dicevi giustamente tu, Luca, noi raccontiamo di casi del genere da non so più quanti anni. C'è Antonio collegato, lo abbiamo fatto anche insieme tante volte, ci siamo persino infiltrati tra gli aspiranti manager proprio al CEPFAS, confondendoci tra di loro, raccogliendo un po' di tutto. Abbiamo fatto poi tutto. Queste storie accadono a prescindere dai presidi che vengono individuati. Nel corso degli anni sono stati pensati gli elenchi dei dirigenti come idonei, o gli elenchi degli idonei premium, i più idonei degli idonei. Esatto. Adesso Schifani prevede addirittura una ulteriore stretta con una commissione che a sua volta valuterà. Io credo che spostarlo su un piano puramente tecnico sia sbagliato, che ci sia un cane che si morde la coda, cioè che la creazione di elenchi determina soltanto il manager che ha i titoli per fare il manager, ma quei titoli molto spesso sono proprio il frutto della comunanza politica, cioè io ricevo gli incarichi perché il politico mi indica, quindi è un po' il cane che si morde la coda. Per cui qual è la soluzione? L'unica soluzione è che la politica smetta di ingolosirsi della sanità, di considerarlo come il bacino più facile per ottenere poi
voti, consenso nei territori, eccetera. Beh, Chiaramente però di fatto hai sentito l'avvicinamento al fratello del cardinale era per avvicinare i voti dei cattolici, cioè il disegno era chiarissimo, cioè noi diamo questi 128.000 euro per la libreria del CEFPAS al fratello del cardinale in modo che così ci avviciniamo i voti, quella parte di voti dei cattolici che sono vicini al cardinale, al fratello eccetera. La verità. Quello è il tema. Poi concordo sul fatto che la responsabilità sia politica, proprio per quel motivo, perché gli aspetti tecnici non contano. La verità, Accurso, sai qual è? Quello che dici tu è giusto, è corretto, ed è corretto in teoria. Nella pratica, nessuno, negli ultimi 30 anni che io ricordi, ha mai chiesto conto ai direttori generali delle varie aziende, visto che parliamo di direttori generali e il CEFPAS la consideriamo una direzione generale anomala, ma anche questa, nessuno ha mai chiesto conto ai direttori generali di tutte le aziende se avessero mai raggiunto gli obiettivi che gli erano stati affidati a inizio mandato. E vi assicuro che il 10% a stento raggiunge gli obiettivi, eppure rimangono sempre lì perché nessuno fa prevalere la meritocrazia. Perché questo? Perché se la legge dice che il direttore generale lo deve nominare la Giunta, bene, lo nomina la Giunta, è la legge, non è inutile che ci mettiamo a dire sì, è giusto e sbagliato, è così. La politica si assume questa responsabilità. Ma ha gli anticorpi per fare... Ascolta, nel contratto c'è scritto che devono raggiungere degli obiettivi. Se non li raggiungono, li devono mandare a casa, non che li riconfermano. Ci ha provato, chi ci ha provato, diciamo all'inizio, sottolineandolo. Posso aggiungere una cosa proprio su questo tema, che sono perfettamente d'accordo. No, dico, ci ha provato nelle intenzioni, no? Ha detto, dice, noi metteremo ovviamente... Noi abbiamo scritto qualche giorno fa delle liste d'attesa. Una cosa non vuol dire farla. Questo poi è il risultato. Declamare un problema non è risolverlo. Lui ha detto, perché fa continuamente campagna elettorale, e avrebbe messo questi obiettivi. Io d'accordo sono con l'impostazione di D'Agostino, devo dire la verità, ma lui non li ha mai controllati e verificati questi Schifani obiettivi. ancora in tempo, li ha nominati, adesso li può giudicare dopo 3 anni. Ancora in tempo. Posso aggiungere uno che lo faccia. Ma io lo auspico come prima cosa. Sono d'accordo con te, Nicola, sono pienamente d'accordo con te. Ma guarda che noi siamo sempre d'accordo, Safina, perché siamo ternissimi. Bravo. Accursio, prego. Uno di questi obiettivi, forse il più importante, indicato proprio dal Presidente della Regione, era l'abbattimento delle liste d'attesa in sanità. Noi abbiamo saputo da una settimana fa da Agenas che la Sicilia è praticamente agli ultimi posti per liste d'attesa, per tempi di attesa degli esami, per poter fare gli esami. Ma i manager sono tutti lì. E addirittura era stato considerato il criterio dell'abbattimento delle liste d'attesa sufficiente per revocare l'incarico entro 1 anno dalla nomina del manager. I manager sono tutti lì. Con le liste d'attesa siamo ultimi in Sicilia, ultimi in Italia. Qualcosa non torna. Allora, aspetta, chiedo alla regia di inquadrare Nicola D'Agostino proprio in primo piano, perché adesso diciamo lo ha fatto attraverso mezze parole, cose eccetera. Adesso l'onorevole D'Agostino risponderà alla domanda del perché non ha fatto l'assessore alla sanità. Finalmente così sciogliamo ogni dubbio. Safina, ti potevi stare zitto. Oh, ecco qua. Ecco. Ma io non lo so cosa è successo. Quello che abbiamo capito negli ultimi giorni è che si sono mossi poteri anche economici rilevanti su questa vicenda. Innanzitutto mamma santissima della politica nazionale, che neppure mi conoscono e che pure erano tutti a conoscenza di questo mio nome, che avrebbe dovuto e potuto fare l'assessore alla sanità, come mi aveva promesso il Presidente Schifani, perché io non l'ho manco chiesto, quindi è stata una promessa sua. So che si è mosso il Presidente del partito, Gianni Letta, gente incredibile che mai incontrato in vita mia. No? Vi assicuro che le proteste di alcuni miei colleghi sono state assolutamente irrilevanti, semmai sono state utilizzate come utili idioti da chi aveva bisogno del giusto pretesto. Ma guarda, è chiaro che se io avessi avuto questa possibilità sulle liste d'attesa ci sarebbe stato più che lo spoil system. Sui giudizi ai direttori generali ci sarebbe stato la falcidia se fosse stato necessario. Ma soprattutto io mi sarei opposto al saccheggio che è in corso, modello supermercato, delle sanità privata siciliana. Guardate che in questo momento che noi ci lamentiamo della nostra sanità privata, che pure aiuta
la sanità pubblica in maniera rilevante. In questo momento è in corso un saccheggio della sanità privata siciliana ed il rischio è che grandi gruppi nazionali ed internazionali con milioni, miliardi, centinaia di milioni di euro di disponibilità vengono a comprarci in maniera sistematica. Ecco, questo sicuramente sarebbe stata una delle cose che avrei impedito e chiaramente chi sapeva si è mosso di conseguenza per impedire che magari io arrivassi lì. Sarà stato questo il motivo? Probabilmente non lo sapremo mai, ma sembra questa la chiave di lettura più logica. Quindi lei non lo sa, cioè di fatto la certezza è che Schifani non mi ha nominato. Questa è l'unica cosa certa. Allora, io poi vorrei ritornare anche... Dico, ma la domanda, scusa, assistente tu... Ma non te l'ha spiegato perché non te l'ha fatto fare? No, non è avvenuto. Che non c'è andato nemmeno. Allora, dopo la pubblicità io vorrei tornare anche su una questione che ho sollevato oggi. Ma voglio però tranquillizzare tutto il mondo, che sono sereno e tranquillo. Hai dormito. Mi sento comunque forte, tranquillo, pronto ad andare avanti, a fare le mie battaglie. Questo lo voglio dire, che così nessuno si illuda che mi sono piegato in qualche maniera. Abbiamo abbattuto da comunicare. Allora, no, fermi tutti, dobbiamo andare in pubblicità, però dopo io vorrei tornare su un tema che ha sollevato oggi il nostro Accursio Sabella sulle pagine del quotidiano La Sicilia, sui dirigenti della sanità, perché anche questo è un pezzo importante del sistema regione, no? Accursio, diciamo, le pagelle dei direttori, dei dirigenti della regione sono tutte ottime, sono state promossi tutti. Adesso poi tu ci spiegherai questo passaggio. Che vorrei correlare anche a un altro passaggio che c'è stato in settimana sulle famose dichiarazioni dell'onorevole Lavardera, che ha parlato poi con un dirigente della regione siciliana sul caso Mondello. Dopo la pubblicità parleremo anche di questo. Allora, rientriamo in diretta nella nostra trasmissione di oggi. Prima di andare in pubblicità ho preso, diciamo, come spunto un articolo che ha pubblicato oggi il nostro Accursio Sabella sulla Sicilia, Accursio Sabella che è con noi in collegamento da Palermo, sulla questione delle pagelle ai dirigenti apicali della regione, che determinano poi, no, tutto quello che succede a cascata nei vari dipartimenti. Tutti promossi, Accursio, giusto? E non solo tutti promossi, ma tutti promossi col massimo dei voti. Che vuol dire? Aspetta, spiegacela bene questa storia, è bella. Ma guarda, è semplice. Ogni anno un organismo indipendente di valutazione, OIV, composto da 3 personalità, valuta il raggiungimento dei target che vengono dati sostanzialmente ai dirigenti generali. Cioè i dirigenti generali devono centrare quegli obiettivi e viene valutato di volta in volta in che percentuale siano stati centrati quegli obiettivi. Ora vi posso dire che su una trentina di posizioni, forse qualcuno in più, praticamente il 99% degli obiettivi sono stati centrati al 100%. Insomma, la fotografia che ne viene fuori è quella di una regione che è una macchina perfetta, cosa che stride un po' forse con l'esperienza quotidiana che fanno cittadini, operatori economici, insomma, vedere raccontati, descritti gli assessorati come appunto degli ingranaggi perfetti in cui tutti gli obiettivi vengono centrati pienamente in tempo, eccetera, fa un po' sorridere. Infatti, insomma, non abbiamo mai di che parlare, infatti, proprio no, infatti va tutto bene. Stefania Campo, tutto perfetto, no? Quella della sanità, insomma, è tutto perfetto. Tutto perfetto. Si apre il vermaio ogni giorno che passa sempre di più. A Schifani conviene dimettersi, perché non so cos'altro potrebbe uscire fuori. Allora, c'è una questione che riguarda un dirigente della regione siciliana che è stato coinvolto in qualche modo da una registrazione, ormai è famoso Lavardera, cioè proprio quando si parla con Lavardera c'è anche questa diceria ormai, state attenti perché verrete registrati. Insomma, questo non è il caso, diciamo, lo ha reso pubblico lui stesso attraverso le sue pagine social ed è relativo al caso di Mondello. Il caso di Mondello, come abbiamo raccontato anche nelle altre puntate, è un caso emblematico. La spiaggia che dopo anni, decenni
di gestione privata era stata liberalizzata e quindi resa pubblica a tutti per una serie di vicende che hanno riguardato appunto questa questione. Dopo la sentenza del CGA che l'ha diciamo, restituita almeno per questa stagione alla italo-belga, ha creato ovviamente ulteriori polemiche. Nel caso specifico era la questione legata alla sicurezza e alla gestione dell'ordine pubblico. Ovviamente abbiamo sentito l'assessore, in questo caso l'assessore Savarino, l'assessore all'ambiente che ha detto, e il sindaco di Palermo che hanno detto che loro avrebbero potuto gestire l'ordine pubblico. La questione burocrazia poi ovviamente per l'assegnazione delle altre parti della spiaggia era ovviamente una questione tecnica che comunque la regione avrebbe potuto gestire. Quindi questa cosa ha mandato ovviamente su tutte le furie l'onorevole Lavardera, che si era speso anche in prima persona fisicamente, lo ricordiamo, su questa spiaggia di Mondello con per l'eliminazione di ogni barriera per restituire la spiaggia ai palermitani. Lui che cosa ha fatto? Dice attenzione, guardate, poi con i suoi metodi, massima diffusione sui social eccetera eccetera, ha diffuso questo audio che stiamo per farvi ascoltare. Il protagonista sono lui che chiede spiegazioni a un dirigente regionale che abbiamo tenuto anonimo, il nome è circolato ovviamente in questi giorni, ha adombrato questa tesi. Sentiamo l'audio di questa registrazione. Mi ha convocato. Addirittura. Sì, sono stato là. Ti ha convocato, sostanzialmente a lui gli dava fastidio che tu hai fatto questa revoca della concessione? Sì, bisognava farla a ottobre per consentire loro di svolgere la stagione estiva. Dice, poi a fine stagione potevamo fare... fare la stagione all'italo-belga, poi si vede. Certo, dice, io non entro nel merito delle motivazioni, che è responsabilità sua, però dice, bisognava prolungare e poi con tutta calma... ci vedi che può essere mai, dai. L'assessore era con me quando fu della prima incontro, ci stava Presidente, io qualsiasi cosa faccio, dico anche se è sotto la mia responsabilità, l'assessore è stato sempre portato a conoscenza, non a fatti compiuti, durante. Ma davanti al fatto che c'era lì una società con tanto interdittiva antimafia, la commissione antimafia, come faceva a fargli fare la stagione, questa stagione all'italo-belga? Perché non, poi la responsabilità era tua dell'assessore politicamente, non è che lui ci mette la faccia. Però pubblicamente lui era d'accordo, dice no, è giusto che l'hanno rimossa, sono stato contento che l'hanno rimossa, però ti chiama e ti fa la reprimenda come... io ho il mondo al contrario. Allora, cerchiamo di commentare, il presidente Schifani, ovviamente la tesi di Lavardera è che il dirigente sia stato avvicinato dal presidente Schifani dicendogli guarda, tu non devi revocare la concessione adesso, la devi fare a ottobre perché così permetti di fare la stagione alla società italo-belga che è già organizzata, che può fare la stagione, poi si vedrà. Il nome l'abbiamo fatto, Luca? Il nome l'abbiamo fatto, non c'è bisogno di farlo perché non cambia niente nel racconto, no? Sì, però è colui che ha il ruolo chiave, cioè colui che ha firmato la revoca, la sospensione nei confronti della società che gestisce la spiaggia di Mondello, motivandola con l'interdittiva. Non aveva esattamente ricevuto un'interdittiva la Itola belga, ma una delle imprese delle società collegate, delle aziende collegate. E quindi non è una cosa di poco conto, è un dirigente generale. Uno di quelli che ha preso il massimo dei voti, dice Curzio Sabelli. Vabbè, chi ha firmato questa revoca ha fatto il suo dovere e l'ha fatto bene. Il suo dovere, no? Quindi di che stiamo parlando? No, il problema è politico, cioè se è vero che Schifani si sia comportato realmente come ha annunciato all'esterno, cioè Schifani Antonio, ha posso dire una cosa, oppure ha cercato di influenzare il dirigente. È una vicenda complicata, scivolosa, anche torbida. I fatti sono quelli che il dirigente generale ha firmato la revoca. Quindi l'amministrazione regionale ha firmato la revoca. Signori, se ce la dobbiamo prendere con qualcuno, ce la dobbiamo prendere col CGA, cioè col Consiglio di giustizia amministrativa, cioè con questi magistrati che si sono assunti questa responsabilità di contraddire il TAR che aveva confermato la revoca e di permettere alla italo-belga, con tutte le cose che tu stai dicendo, che noi qua stiamo dicendo, di fare la stagione, perché tanto per fare una stagione che ci fa? Niente. Io di questo sono scandalizzato, del comportamento del CGA. Nicola, scusami. Un attimo, Safina, c'è Lombardo che vuole aggiungere qualcosa. Possiamo sempre metterci a girare attorno alle pulci. Parliamo del CGA.
perché del CGA poi abbiamo tutti paura a parlare. Parliamo del CGA, che è vergognosa questa sentenza, inopportuna. Perché anche se fosse giuridicamente tutta corretta, perché poi ci saranno sempre gli azzeccagarbugli che ci diranno non si poteva fare diversamente, ma che messaggio sta passando al popolo siciliano? Allora, io aggiungo a quanto detto da Agostino, che diciamo, ha detto cose pienamente condivisibili, che qua c'è un problema anche di metodo nella comunicazione che si dà ai siciliani, perché trafugare una registrazione telefonica e diffonderla mettendo in difficoltà soprattutto l'interlocutore, in questo caso il direttore Bellingheri, che è persona competente e onesta. Vabbè, ma lo sanno tutti. Lo sanno tutti, il direttore del territorio ambiente lo sanno molto bene, e mi sembra qualcosa di offensivo del ruolo anche di parlamentare stesso che fa queste cose, e anche del ruolo appunto del direttore. Poi si intenta un processo alle intenzioni, quando poi di fatto, come giustamente ha ricordato Leonardo D'Agostino, c'è un provvedimento di revoca assunto dall'amministrazione regionale che non ha subito alcuna altra revoca sostanzialmente, scusate il gioco di parole. Quindi mi sembra una vicenda che lascia il tempo che trova, e mi sembra anche esagerato farne una questione di indagine, di valutazione, di commento giornalistico. Allora, sia l'assessore Savarino sia il presidente della regione Schifani hanno replicato ovviamente a queste ricostruzioni, definendole fantasiose ricostruzioni, ovviamente smontando poi tutta quella che era la ricostruzione di Lavardera. È chiaro che c'è un tema che è quello che ha sollevato D'Agostino. Ma come mai diciamo, una volta dopo aver smontato questa... A meno che qualcuno non venga a dire che qualche politico abbia parlato col Consiglio di Giustizia Amministrativa, che sarebbe ancora più grave. Ma signori, fate i giornalisti, non abbiamo fatevi le domande, se è questo il tema ditelo, se è questo il tema. Io questo francamente non lo so e non lo penso. Safina, prego. Volevo rispondere a Nicola dicendogli che il problema, guarda, tu lo sai che professione faccio, quindi le sentenze le critico con gli atti giudiziari, non ho alcun timore a commentare una sentenza e a dire se la condivido o non la condivido, ma in questo caso mi permetto di dire sommessamente che tanto ciò che il presidente Schifani avrebbe detto al direttore quanto la sentenza disvelano una debolezza dell'amministrazione regionale. Perché la verità è questa, viene censurata l'incapacità dell'amministrazione regionale e anche dell'amministrazione comunale di Palermo di poter assicurare un regolare andamento della gestione della spiaggia senza la italo-belga. A me dispiace che ciò avvenga, però non è che possiamo dire che ora la responsabilità è dei giudici perché dobbiamo proteggere la nostra parte politica. I fatti sono questi. C'è una incapacità sulla di vicenda, assicurare un adeguato servizio. Sulla vicenda, questo capisco che è più comodo attaccare i magistrati del CGA, ma cerchiamo di essere del CGA che hanno legittimamente adottato un provvedimento. Io su questo bisogna essere chiari. Però c'è un Poi fatto. mi permetto di dire non sono d'accordo che la completamente. vicenda italo-belga avrebbe dovuto essere la chiave o il grimaldello, se volete, per cominciare a attrezzare una discussione su come in Sicilia viene gestito il demanio marittimo, il nostro demanio marittimo, e su come noi molto spesso non riusciamo a trarre come regione siciliana, a tutela dei diritti dei nostri cittadini, il massimo utile possibile da un fattore di produzione determinante. Dario, però la politica ci ha provato, no? Vedi che il CGA ribalta la frittata dicendo che c'è una disorganizzazione politica. Io penso che questo Scusami, essere è un fatto importante, sono le carte, è anche importante le carte, un attimo si fanno le carte. Scusami, importante è anche cosa dicono le carte. Il CGA dice il problema è della disorganizzazione della politica, perché quella è una spiaggia attrezzata dichiarata dal comune e dalla regione. Quindi là gli andava comunque individuato un soggetto che doveva attrezzare la spiaggia. Secondo il CGA non c'è stata mai nessun altro soggetto che ha presentato domanda, quindi automaticamente è stata affidata all'Italo-Alberga.
Quindi viene riconosciuto all'Italo belga il fatto di poter rimettersi a lavorare per come era stato previsto da un bando. Quindi i fatti bisogna anche conoscere, perché chi ci ascolta da casa sembra che tutto quello che noi diciamo è la verità, ma la verità sono le carte che parlano. Posso aggiungere? Chi è? Prego, Cursi. Sì, quella sentenza dice anche un'altra cosa. Il CGA dice sostanzialmente alla regione: se avessi deciso di liberalizzare completamente la spiaggia, che io non sarei neanche intervenuto sulla vicenda. Esatto. Addirittura dice nella sentenza che se la regione da qui a ottobre, che è il termine diciamo di proroga, chiamiamola così, per poi rivedersi il giudizio di merito, la regione fosse nelle condizioni, cioè cambiassero le condizioni della spiaggia, la possibilità della regione di intervenire sulla spiaggia, il CGA sarebbe pronto anche ad accogliere queste novità. Quindi io sono d'accordo sul fatto che, come diceva Safina, che la sentenza del CGA è una sentenza che boccia il comportamento delle amministrazioni regionali e comunali. Ha detto alle amministrazioni: voi non mi avete portato l'alternativa idonea affinché tra un mese, perché era già maggio, tra un mese all'avvio della stagione balneare si possa partire in ordine. E tra l'altro ha dato un termine, quindi a dicembre, a ottobre finisce tutto e si torna nel merito. Quindi è questa un po' la questione. Io poi vorrei dire una cosa da comunicatore, se posso, mi spoglio un po' dai panni del giornalista. Secondo me l'onorevole Lavardera l'ha anche, come dire, da questo punto di vista, lui è bravissimo nella comunicazione, ovviamente non ho niente da insegnare a nessuno, però l'ha raccontata come una sconfitta. Io penso sia stata una sorta di pareggio, 1-1 e ci rivediamo a ottobre, perché il CGA non ha confermato l'Italo belga a tempo indeterminato. Ha detto: le condizioni sono queste, non c'è un'alternativa, si fa così fino ad ottobre per evitare guai, a ottobre si ridiscute di tutto. Io ribadisco che sono sconcertato il fatto che una concessione che viene revocata per motivi di interdittiva antimafiosa improvvisamente rimane. Ora non c'è un'interdittiva antimafia, alla Italo belga, ma alle ditte che lavorano. Ma comunque la revoca c'è stata. Cioè l'azione amministrativa porta ad una revoca, il TAR conferma, perché non è che ci dobbiamo dimenticare che il TAR ha confermato la legittimità del provvedimento, il CGA ha preferito smontarlo. Io non sono nessuno per dire se giuridicamente sia ineccepibile oppure no la sentenza del TAR. Io penso che però sia un segnale, no? Ma certamente un segnale al popolo siciliano negativo da parte del CGA in questo caso. E lo ribadisco, e siccome sono convinto che nessuno abbia potuto avvicinare i magistrati del CGA per convincerli, perché magari qualcuno pensava dietrologicamente, politicamente, che si dovesse arrivare a questa conclusione, qui siamo davanti a delle istituzioni tutte, perché istituzione della politica, istituzione del CGA, che fanno cose che poi alla fine danno complessivamente dei segnali che sono discordanti, e questo non va bene. Poi la regione, aggiungo io, diciamo, non avrebbe avuto neanche il tempo, no? Cioè quella la questione di rimente, cioè la regione non è riuscita, diciamo, l'assessore è stato chiarissimo, dice: noi l'avevamo predisposti, diciamo, l'assegnazione di 13 lotti, perché sono tantissimi, la spiaggia è immensa, la spiaggia di Mondello, quindi erano stati predisposti già 13 lotti da assegnare a 13 società diverse o comunque in parti diverse. Dice: noi ci avevamo già lavorato. Che segnale è? Ed è questo, diciamo, quello che ha detto poi l'assessore in questo senso, dice: che segnale è restituirla alla società che l'ha gestita per 110 anni con dentro abbiamo fatto 6 mesi di polemiche su questo argomento, aziende nazionali, siamo stati sputtanati in tutta Italia e ora improvvisamente gliela facciamo gestire. Devo aggiungere un particolare però necessario. Prego Antonio. Perché diciamo, è semplice lamentarsi del provvedimento del CGA. Vi do una piccola notizia, che abbiamo dato ieri. Cioè, il piano di utilizzo del demanio marittimo è fermo a Palermo. Senza il piano di utilizzo del demanio marittimo come si fa a bandire l'utilizzo di una spiaggia? Si può fare, cioè noi possiamo fare chiacchiere infinite, ma i fatti sono questi. Si può fare, non è vero, ma intanto è fermo. Ma si può fare lo stesso, in deroga si fa. E allora chi è che dovrebbe domani gestire la spiaggia di Mondello? Perché è quello che dice il TAR.
dopodomani chi è che è pronto a gestirla? Dov'è la procedura? Vabbè, quindi Ma qual è la Agli avvisi hanno risposto in pochissimi, Esatto. ma No, qualcuno non ha ha risposto risposto. nessuno. Non ha risposto nessuno. Non ha risposto nessuno. E allora Ed noi è- rischiamo e che anche l'atto- l'anno e l'atto prossimo ci era sia il blindato. belga. L'assessore e il direttore avevano fatto un atto nessuno blindato si- per ma poter nessuno- non restituire alla idola belga il documento. E nessuno si chiede perché nessuno abbia partecipato a gestire un lido nella spiaggia più bella della Sicilia. Perché? Esatto. I tempi non c'è Nicola, ma adesso non vai adesso esageriamo. Sì, no, Poi no, lasciamo un attimino da esageriamo. parte Mondello e parliamo di Catania. Cominciamo a parlare della playa, cominciamo a parlare di cementificazione, cominciamo a di coloro che si sono impossessati di... Antonio, stai dicendo qualcosa di grave? Non ti, neanche È stato la voce silenziato. Quello che dice Antonio Condorelli, quello che dice Antonio Condorelli riporta il tema a quello che avevo poco fa evocato, ossia come gestiamo le nostre spiagge e Esatto, come cioè, facciamo quello- sì che ci sia un equilibrio tra gestione privatistica e gestione pubblica delle spiagge. Perché non può essere tutto lidi, ci deve essere l'accesso anche pubblico, ma dalla gestione privata dei lidi deve comunque emergere un vantaggio anche per il pubblico. In Sicilia tutto questo non è accaduto. Peraltro aggiungo che adesso sarebbe da capire come nella gestione dei lidi, delle marinerie, si intreccia la vicenda del ciclone Henry, soprattutto nella parte orientale dell'isola, dove nonostante i provvedimenti siano chiari, ci sono ancora forti ritardi, dunque avremo oltre il danno la beffa. Però dico, posso dire una cosa, dico, e vorrei coinvolgere anche un po' i miei colleghi. Dico, ma a Catania in effetti la gestione dei lidi è diversa, perché i 5 metri dalla battigia la lasciano, lo spazio per i... A Palermo, dico, a quanto pare, a quanto abbiamo visto dalle varie immagini che ha trasmesso la Vardera, in effetti è una gestione totalmente diversa. I nostri, diciamo, coloro che gestiscono i lidi a Catania, secondo me hanno una cultura diversa, un rispetto maggiore del bagnante rispetto a Palermo, almeno da quello che abbiamo visto dalle immagini, perché io... Dico, penso che tutti siamo dalla parte, c'è lo spazio per poter camminare, anzi si vedono spesso dalle immagini le varie passeggiate, eccetera, eccetera. No, penso che su questa cosa di Belga è un'altra occasione sprecata. Io penso come D'Agostino su questa storia. Si sarebbe potuto cercare una via d'uscita, diciamo, meno così, che avrebbe fatto alla siciliana, meno rumore. Insomma, alla fine siamo tornati ne ha parlato tutta Italia. Gioco dell'Oca, siamo tornati alla base. Ne ha parlato tutta Italia. Restituirla sinceramente in questi modi, in questi termini, diciamo, per quanto i magistrati, diciamo, nelle motivazioni che leggeremo poi, diciamo, abbiano però dobbiamo essere sempre ragione. garantissimi, non può essere che quando ci conviene, anche in altri casi ci sono situazioni dove ci sono persone che rimangono in galera o che escono, dico, è chiaro che quando la legge va rispettata, se la legge è così, la legge va rispettata, no? Cioè, se gli avvocati bisogna dare atto che gli avvocati che hanno difeso le norme sono stati bravi, perché hanno fatto emergere un fatto, un cavillo giuridico che... non vuol dire che non la possiamo commentare. No, ma questo che c'entra, dico, non possiamo neanche fare passare un messaggio che adesso i giudici hanno sbagliato perché dovevano, come dire, prendere una posizione, cioè quello che non facciamo, che non fa la politica devono fare il giudice, non è neanche giusto. Ma qui siamo davanti al contrario. La politica fa un atto che tutti riteniamo corretto e poi non può... Per un cavillo, va bene, allora dobbiamo fermarci, piccola pausa, poi torniamo in chiusura per i commenti, facciamo vedere anche la reazione stizzita del presidente Schifani a un titolo del quotidiano inglese The Telegraph che ha apostrofato Palermo come la culla della mafia, poi si è corretto, insomma, subito dopo la pubblicità. Allora, rientriamo in diretta nell'ultima parte della nostra trasmissione. Vi avevo anticipato, insomma, quello di cui avremmo parlato in questa parte della trasmissione, cioè la reazione stizzita del presidente della regione Renato Schifani a un titolo del Telegraph, quotidiano britannico, che ha apostrofato la Sicilia come culla, anzi Palermo in questo caso, Bagheria, come il covo della mafia. Poi si è corretto, insomma, parlando di cosa? Del matrimonio faraonico
faraonico, anzi della festa di matrimonio faraonico della cantante internazionale Dua Lipa con l'attore, come si chiama? Callum Turner. Insomma, Dua Lipa che ascolta sempre l'onorevole Lombardo in macchina ogni volta da Catania a Palermo e ritorno, è uno delle cantanti preferite, no, l'onorevole Lombardo. Completamente no, conosco di qualche brano perché sono gettonati, ma neanche il titolo conosco, la cantante. Diciamo che questa cosa è... Aspetta, doveva dire una cosa però sui soldi, questa cosa sui soldi, l'abbiamo detta, sui soldi che non percepisce... Ho detto io. No, l'ha detto. Gli onorevoli regionali non percepiscono 20.000 euro, come erroneamente detto dal nostro Antonio Condorelli, che chiede venia e che non gli funziona il microfono proprio perché è stato silenziato per questo. Scherziamo, Antonio. Che è successo? Dimmi. Dico, qual è il costo lordo? Perché il netto è sopra i 10, quindi il costo lordo qual è? No, non è neanche il netto sopra i 10, il costo lordo è intorno ai 12.000 euro, lordo. Quindi non sono 20.000 euro, sono lordi 12.000. Dove c'è 6.000 più la viaria. No, perdonami, c'è la indennità che è 5.000 e la diaria che si aggira intorno ai 3.5. 5.5 e 3.5, questa è la... Niente. Per questo lui poi si è ritirato, dice ma che qua prendo di più, dice da opinionista della nostra trasmissione ovviamente porto, si è fatto due mi sembra opportuno precisare alcune cose perché poi si dà una rappresentazione alle persone soprattutto allora torniamo al discorso invece Dua Lipa, la cantante preferita dell'onorevole, scherziamo e devo dire però è giusta la presa di posizione del presidente è giusta, sacrosanta, è il minimo sindacale se mi consentite rispetto all'ennesima rappresentazione di questa regione da parte tra l'altro di autorevoli quotidiani, in questo caso internazionali, che qui tendono a screditare la nostra regione e soprattutto a mortificare quella che è la coscienza di un popolo, la stragrande maggioranza del popolo siciliano, che ha, come dire, più volte condannato la mafia, lo ha fatto con atti concreti, è la terra nella quale hanno perso la vita importanti eroi dello Stato e mi pare che sia ancora questa l'ennesima dimostrazione di quanto questa terra ancora debba subire in termini ovviamente di discredito che certamente non fa bene a noi siciliani. Allora, sentiamo il video del presidente Schifani. Titolare che la Sicilia è un capo di mafia è un fatto gravissimo, inaccettabile, che respingiamo al mittente. E non basta il cambio del titolo. Pretendiamo delle scuse nei confronti di un popolo che non solo combatte la mafia, la sta sconfiggendo, ma che ha pagato grandissimi prezzi in campo di vite umane. Inquirenti, poliziotti, gente che la combatte quotidianamente. Non è possibile, pretendiamo queste scuse. Arriveranno le scuse certamente prima anche del titolo, insomma anche la cantante, l'artista Dua Lipa ha fatto sapere che ovviamente avrebbe ringraziato Palermo, questo è il titolo originale, poi facciamo vedere anche il titolo corretto, no? Che è ex culla della mafia. Insomma basta Sabella a Curzio. Beh, insomma, a parte io sono molto preoccupato perché si parlava di Palermo e Bagheria, io lavoro a Palermo, vivo a Bagheria, mi sento sei perfetto, sei proprio un po' scomodo. Sei il figlio cullato, insomma, in questa esatto. Secondo il Telegraph. Però ci scherziamo, però insomma, ovviamente, siccome l'evento è un evento internazionale, un evento che fa clamore, soprattutto poi nel mondo del gossip che rimbalza velocemente, insomma, social, no? Commenti, cioè, ovviamente bisogna dire una cosa del genere è grave, quindi insomma io sono pienamente d'accordo con il presidente Schifani che bisogna certamente chiedere scusa. Sottoscrivo per quello che vale le parole del Presidente della Regione. È chiaro che il giornale si è affidato al più comodo degli stereotipi possibili e quindi ha fatto benissimo a rispondere, ha fatto benissimo a chiedere le scuse. Dall'altro lato non dobbiamo ovviamente commettere l'errore opposto, e lo dico da Palermo proprio in queste ore, cioè di pensare che, affermare che la Sicilia non è un covo di mafia, Palermo non lo è, Bagheria non lo è, non significa che la mafia non ci sia, che non esista, anzi non stia come dire, tornando a essere pericolosa e inquietante. Noi in queste ore stiamo raccontando l'ultimo caso di intimidazione, l'incendio di una
stazioni di servizio nella zona di Capaci, che segue quello che è successo a Sferacavallo, che segue quello che è successo in tutto quel litorale, degli incendi all'imprenditore Dragotto, le armi, i Kalashnikov che hanno ripreso a sparare. Insomma, il clima a Palermo torna però a essere non più così rasserenante e incoraggiante. Quindi su questo intanto lo hanno detto, ci aggiungiamo noi per quello che pare, appunto, teniamo alta la guardia ora più che mai, perché qualcosa si sta muovendo e non è molto rassicurante. E non solo a Palermo, aggiungo io, perché insomma questi giovani, insomma, che diciamo, appunto impugnano con grande naturalezza queste armi. Tra l'altro stiamo parlando di Kalashnikov, si vedono non solo a Palermo, ma si stanno vedendo anche a Catania, si stanno vedendo anche in altre parti della Sicilia. Quindi il tema della mafia è certamente un tema vivo, una mafia che vuole riorganizzarsi, una mafia che non esita a sparare. Quindi fermezza e convinzione nella condanna del Presidente e della Regione Renato Schifani, ai quali penso tutti, no? Guardo ovviamente gli ospiti. Io volevo dire una cosa. L'immagine di una Sicilia mafiosa è stata principalmente esportata dal cinema tanti anni fa col film Il Padrino, che chiaramente ha avuto una visione, insomma, internazionale, e secondo me dovremmo anche iniziare ad attenzionare che cosa si finanzia anche dalle nostre film commission. Spesso escono delle fiction, delle serie che sono a tutti gli effetti pro mafia, dove il mafioso di turno diventa l'eroe da ammirare, o anche canzoni. Si parlava prima di questa star che è venuta a Palermo. Ecco, dovremmo partire anche da queste piccole Devo cose. dire che non è un fenomeno solo siciliano, faccio l'esempio della anche fiction. anche da Roma succedono la queste cose. fiction Mare Fuori, esatto. Dove noi paghiamo la tassa, ma stiamo scherzando? C'è alla RAI. Alla RAI, perché si creano degli stereotipi sbagliati, soprattutto per i nostri serie giovani. di un film dove praticamente Gomorra, quasi che è in diventata galera, poi cult, conosce no? l'amore, diventa eroe, eccetera, Ma eccetera. anche il capo dei capi, cioè non si possono finanziare è diventata poi una anche serie quello. la fiction, dei insomma. film che poi sono a tutti gli effetti degli stereotipi che danno dei messaggi negativi ai nostri ragazzi. Se sono film indipendenti vadano da sé, ma non possono essere finanziati dal pubblico assolutamente. Ci sono dei film che hanno veramente raccontato la lotta alla mafia, ricordo i Fratelli Taviani per esempio, e altri registi famosi che non girano, non hanno mercato, mentre altre cose diventano, insomma, alla portata di foto tutti. di Al Pacino, La politica può che fare rappresenta qualcosa in più. Scarface, scusa un attimo, la ritroviamo sistematicamente, no Antonio, tu che racconti sì, anche la cronaca, però diciamo la troviamo anche sempre nelle case poi anche i gadget. Però oltre alla coreografia, esatto, andiamo anche ai fatti. Guardate che questa politica può fare qualcosa in più. Fa bene il Presidente a intervenire per una questione di immagine. Poi all'interno dei partiti, i partiti possono fare molto nei confronti soprattutto di eletti e di persone che ottengono i voti dalla mafia, che in questo momento sono a giudizio per questo momento e fanno parte della maggioranza. Quindi se non c'è bisogno di fare nomi, però oltre al velo di retorica, superando la retorica, ebbene ha fatto Schifani, però andiamo a guardare un po' cosa potrebbero fare i partiti e non fanno. abbiamo visto anche in questa legislatura, anche in questa legislatura, insomma, soprattutto è intervenuto in qualche modo la vicinanza. Io penso che la lettura che ha dato Accursio sia quella più corretta, cioè la nostra è una terra dove la mafia esiste. Io vengo da una provincia, permettetemi, dove le connivenze hanno consentito, alcune ancora da svelare, una latitanza di oltre 30 anni all'ultimo dei grandi boss, così è stato definito, Matteo Messina Denaro, quindi è evidente che la mafia ancora esiste. Peraltro riesce a essere coinvolgente, perché le vostre le indagini e i resoconti ci narrano di una mafia che riesce ad aggregare sempre più giovani. Una volta, quando c'erano le grandi retate, l'età media era 45-50 anni. Oggi quanti sono i ragazzi sotto i 30 anni che vengono coinvolti nelle retate di mafia? Anche questo è un grande tema.
Ed è il Sì, tema il che grande aspetta tema è anche quello che sollevava Antonio Condorelli, però io ricordo che ci sono, ci sono deputati regionali che sono a processo per voto di stavo scambio. arrivando a Esatto. questo. Stavo arrivando. Ci sono stavo anche arrivando indagini questo, che sono scottano Agrigento, vedi esponenti di Forza sono Italia. d'accordo. Non Stavo Agrigento arrivando anche a questa. questo, cioè, è chiaro che la politica ha bisogno di rimettere Quindi diciamo, l'antimafia al l'appello centro di del Antonio dibattito Condorelli era politico. allontanate, E per farlo deve non selezionare avvicinate, la classe dirigente. perché sono comodi i voti, diciamo, delle Esatto. cosche, delle cose eccetera, però Sì, ma se non sono selezioneremo allontanate. un'adeguata classe dirigente, non lo sconfiggeremo mai il fenomeno. Ci può essere qualche caso di giudizio per voto di scambio, ma dico, siamo in una fase ancora iniziale nella quale non si è concluso neanche il primo grado di giudizio. No, non c'era riferimento, siamo in uno stato, attenzione, c'è qualche ci vuole riferimento sentire velato, riferimento. siamo in uno ci stato sono di velato, diritto più dove di ad uno. oggi, Più siamo di in uno stato uno. di diritto dove ad oggi vale, mi pare, la nostra Costituzione ce lo Certamente, garantisce il noi siamo principio della garantisti presunzione di innocenza, sempre. poi qui alla prova dei primi a meno gradi di giudizio noi anche come partito saremo conseguenziali, quindi No, ma dico, non c'è l'appello di alcun Antonio timore in Condorelli tal era senso. Poi allontanate di prima, mi perdoni, perché noi si parliamo di conoscono, alcuni episodi, quindi lo ricordava Arcusio Sabella giustamente, inquietanti che si sono registrati a Palermo, in provincia, così come anche dalle nostre parti a Catania. Ma voglio dire che la mafia, la vera mafia, quella che ha fatto affari in questa terra, quella che ha mietuto vittime, è quella che lancia 4 spari così in aria, ovvero è la mafia che si organizza con i colletti bianchi, che si insidia nei grandi affari di questa regione? Lo ha fatto nel passato, ha tentato di farlo anche in altre epoche e non ci è riuscita, perché c'è stata un'azione seria, caro Nicola, lo potrà testimoniare, di un governo regionale che ha impedito questo tipo di infiltrazioni. Io credo che la politica può fare la sua parte nella misura in cui mette in campo azioni amministrative serie, concrete, che sono, come dire, tali da elidere ogni possibile legame con certi ambienti. Sono pienamente d'accordo. Stiamo parlando ovviamente di livelli, diciamo che gradatamente poi si insinuano, si infiltrano nella società. Quello di cui parlava Curzio Sabella certamente è il modello dei giovani, giovanissimi, che vogliono imitare i boss, che si riorganizzano anche dalle carceri, da là arrivavano, insomma questa è tutta cronaca, non stiamo parlando di invenzioni cinematografiche, che si riorganizzano, che davano gli ordini dalle carceri, insomma, e riorganizzavano. Poi c'è tanta mafia al nord di cui ha parlato. Sì, però diciamo, non è che aiuta, cioè dire che c'è anche al nord non aiuta certamente a liberare la Sicilia, guarda Sabella che sorride. C'è una mafia molto ricca che prospera da Roma in giù e di cui si parla purtroppo poco. Però c'è e dobbiamo prenderne una camorra, una andanga. Certamente. Allora, abbiamo finito per oggi. D'Agostino, che cosa c'è? Perché c'è l'enciclica del Papa qui sul tavolo? La prima enciclica. Cammina, qua. Non si finisce, vai. L'onorevole D'Agostino cammina con l'enciclica di Papa Leone XIV. Così ti faccio anche è la prima, tra l'altro. La prima enciclica. La prima. L'onorevole D'Agostino è un'ottima consigliere, che è la moglie. È un testo a legge, tanto intelligente, 2,90 €, quindi si può fare, accessibile nel costo e poi diciamo anche nella comprensione, perché c'è, come dire, ma no, io vengo dalla presentazione del libro di Massimo Franco da Cireale, quello Dollari, Papi, Dollari e Potere, bellissimo libro che consiglio a tutti, dove si parla appunto del rapporto complicato tra governo statunitense e papato negli ultimi 2 secoli e che pareva essersi risolto con Prevost. Poi Prevost esce con questa enciclica il problema che secondo me deflagra. Allora, il consiglio di lettura sotto l'ombrellone e l'enciclica. È un testo posso dire che l'onorevole D'Agostino è un grande lettore. Lo sappiamo. Allora, perché grazie. Allora, partiamo. Dobbiamo salutare. Siamo in ritardo. Lo vedete là il timer? Sentiamo. Allora, va bene, l'ha detto. Posso dire che l'onorevole D'Agostino è un l'ha grande già detto, non è che dobbiamo ripetere, nel senso, va bene, lo sappiamo. Grazie onorevole Safina del Partito Democratico, grazie al nostro Curzio Sabella in collegamento da Palermo, grazie a Curzio per essere stato con noi, saluto l'onorevole Giuseppe Lombardo del Movimento per le Autonomie, che è ritornato a commentare con noi anche vicende ovviamente di cui ci siamo occupati in questa trasmissione. Grazie all'onorevole Stefania Campo del Movimento 5 Stelle, grazie a Alessandro Porto di Fratelli d'Italia, grazie all'onorevole Nicola D'Agostino, grazie al nostro
Antonio Condorelli, come sempre ficcante e pungente, grazie alla nostra Simona Mazzone che ha coordinato anche oggi, insomma, tutto quello che c'è dietro le quinte. Dove stai andando? Stai seduto, Antonio, non ti muovere, che ancora siamo in onda. Grazie ai nostri tecnici, l'appuntamento con il punto ritorna la settimana prossima, sempre qui nel fine settimana di Telecollo e Antenna Sicilia. Buon fine settimana a tutti.